Sì, ebbene, dal santuario di San Leopoldo a Padova e iniziamo la Santa Messa con il canto Noel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi l'Eucaristia nel 6° giorno fra l'8ª di Natale. Accogliamo il Signore che si fa presente e vivo in mezzo a noi. Anche oggi umilmente riconosciamo il nostro peccato e con fede invochiamo la sua misericordia sulla nostra vita. Signore, Re della pace, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. In
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, la nascita del tuo Figlio unigenito nella nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica che ci tiene sotto il giogo del peccato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figliuoli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figliuoli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Dite tra le genti il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Un giorno santo è spuntato per noi, venite popoli, adorate il Signore, oggi una grande luce è discesa sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino
a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. La liturgia oggi ci dona la seconda parte della pagina evangelica relativa alla presentazione di Gesù al Tempio. La prima parte l'abbiamo letta, ascoltata, meditata ieri. La seconda parte la liturgia ce la propone oggi. Tra l'altro domani, domenica della Sacra Famiglia, riascolteremo nuovamente per intero questa pagina evangelica relativa alla presentazione di Gesù al Tempio. Oggi, dopo aver incontrato la figura di Simeone che accoglie il bambino Gesù e loda il Signore perché in lui vede la luce delle genti, venuto per salvare, colui che è venuto per salvare tutte le genti, oggi troviamo la figura della profetessa Anna, di questa donna rimasta vedova dopo 7 anni di matrimonio e che aveva 84 anni. Non si allontanava mai del Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Anche lei è presente alla scena della presentazione di Gesù al Tempio e anche lei si mette a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ancora una volta il Signore Gesù, attraverso la sua parola, viene a dirci che Egli è venuto, viene e sempre verrà nella vita dell'uomo non per condannare l'uomo, ma per redimere, per salvare la vita dell'uomo. Non viene per complicare la vita dell'uomo, ma viene per aiutare a vivere in pienezza la vita dell'uomo. Non viene per limitarci nella nostra libertà, ma è venuto, viene e sempre verrà per aiutarci a vivere nel miglior modo possibile la nostra vita nella libertà. Dice anche l'autore della prima lettera di San Giovanni Apostolo nella prima lettura di oggi: chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. In quel bambino di Betlemme, Gesù di Nazaret, noi riconosciamo la presenza del Figlio di Dio che è venuto a rivelarci la volontà di Dio, è venuto a mostrarci il volto di Dio, ma nello stesso tempo è venuto a rivelarci anche il volto dell'uomo, vero Dio, il Dio vero. Non ci sono altri Dio diversi da quelli che Lui ci rivela. Il Dio vero, Dio è proprio così, come Gesù ci rivela, ci insegna. Chi vede me vede il Padre, dice Gesù, ma è anche il vero volto dell'uomo. Vero Dio, ma anche vero uomo, l'uomo vero, l'uomo pienamente realizzato, l'uomo che vive la sua umanità nel miglior modo possibile, l'uomo che vive la sua umanità secondo il progetto che sempre Dio ha su ciascuno di noi.
modello di ogni umanità perfetta, Gesù. E quindi chi accoglie Lui, chi nel suo nome cerca di vivere la propria vita facendo la volontà di Dio, non fa altro che aiutarsi nel poter vivere la propria umanità secondo il cuore di Dio. Non viene dunque per condannare l'uomo o per rendere complicata la vita dell'uomo, ma viene per aiutare l'uomo ad essere se stesso. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, significa vive qui e vive per l'eternità secondo il cuore di Dio, vive qui e nell'eternità come figlio di Dio, come Gesù, il figlio prediletto del Padre. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta il Signore ci invita e ci esorta: non amate il mondo né le cose del mondo, non abbiate paura di quella luce e di quella verità che io sono venuto a portare. Scegliete me, non scegliete il mondo. La logica del mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Non scegliete la logica egoistica, edonistica ed egocentrica del mondo. Seguite la logica del Vangelo che io vi ho rivelato e che vi ho mostrato. Accoglietela, è per il vostro bene, accoglietela. Sull'esempio della profetessa Anna, che anche noi possiamo lodare e benedire il Signore riconoscendo il dono di grazia che Dio Padre continua a fare a ciascuno di noi attraverso il suo Figlio Gesù. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore. Purifica. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, l'offerta di questo tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni nei quali crediamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori,
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del Tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, con voce incessante, cantiamo l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, Giovanni, nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro. Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio che vieni a noi nella partecipazione al tuo sacramento, rendi efficace nei nostri cuori la sua potenza, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione di San Francesco d'Assisi e di San Leopoldo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Madonna di Cestokova, 155.
santificamur